Si può girare Padova con il libro in mano e riconoscere i muri, i monumenti e i luoghi raccontati. Così il giornalista Paolo Coltro esprime in una frase il suo pensiero su 8-900 a Padova, profili, ambienti ed istituzioni, collana diretta dallo storico Mario Isnenghi. Pensiero che ben riassume le pagine dei 5 libri: Lo stabilimento Pedrocchi, Un caffè per la città, la libreria Draghi Randi, Vivai Sgaravatti, Alfredo Rocco, Tono Zancanaro e Diego Valeri, libri che raccontano l'anima e la storia di Padova. C'è una grande università e siccome gli stereotipi non sempre falsificano la realtà, anche un santo molto amato. Ci troviamo nel Caffè Pedrocchi, che è un altro dei vertici del triangolo. Collana pretende di andare anche nelle piazze. Ci sarà dunque un libro sulle piazze, le piazze che sono così belle e così importanti a Padova come in tante delle nostre città venete e italiane. Ecco, non si tratta di una collana venetista, sia chiaro, è una città italiana significativa anche perché probabilmente sarà quella in cui sono nati o perlomeno vivono non pochi dei lettori. Ad ospitare la presentazione della collana il celebre Caffè Pedrocchi. Nutrito il pubblico che ne ha preso parte. Al fianco di Mario Esnenghi, direttore di collana, Chiara Finesso della casa editrice Il Poligrafo, l'assessore alla cultura di Padova Andrea Colasio e i giornalisti Edoardo Pittalis e Paolo Coltro. Il messaggio di Snenghi è: mi aspetto che ogni lettore si riconosca in questi libri, perché l'idea è di rivolgersi a voi non solo come lettori, ma come attori. È una storia sociale di una città, è una somma di vissuti collettivi, vissuti che tante volte non si incontrano e che la collana vorrebbe invece far conoscere l'uno con l'altro. Perché? Perché una città è fatta a strati, è fatta di generazioni che si succedono, di gruppi sociali, di culture. Ognuno vive la sua vita dall'interno del suo gruppo, ma la città è fatta della somma di una serie di gruppi, e se poi affondiamo nel tempo e non parliamo solo del Novecento, che già sarebbe tanto, ma anche dell'Ottocento, ovviamente diventa ancora maggiore lo spessore di cui tenere conto, e io vorrei arrivarci a far luce in questo spessore attraverso personaggi, ambienti e istituzioni.